buongiorno a tutti. Al Festival Libri in Cantina abbiamo Carlo Mazzanti, presidente della neocostituita Associazione degli Editori Veneti. Allora, dottor Mazzanti, ci parli di questa associazione? Allora, noi ci siamo costituiti il 24 giugno scorso, dopo tanti anni nei quali si è tentato di raggruppare la piccola e media editoria del Veneto. Parlo di piccola e media editoria perché nel Veneto non c'è grande editoria. Le nostre finalità sono principalmente quelle di tenere le relazioni con le istituzioni, a cominciare dalla Regione del Veneto, ma anche il Ministero dei Beni Culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha competenze per esempio sull'editoria informativa, ma poi anche con gli enti locali, col sistema bibliotecario regionale e ultimo ma non ultimo il mondo della scuola. Quanto importante è essere presenti ad una manifestazione, ad un evento come questo? È importantissimo perché tra le nostre finalità c'è, come ho detto prima, tenere il rapporto con gli enti locali che eroicamente riescono e sono riusciti in questi anni a organizzare queste manifestazioni che per noi sono fondamentali perché è vero che noi ogni anno partecipiamo insieme alla Regione del Veneto e qui ringrazio peraltro l'assessore Corazzari per quello che ha fatto in questo suo mandato e tra l'altro preannuncio che il giorno 10 a Palazzo Balbi presenteremo insieme a lui la neocostituita associazione alla stampa, non solo locale. Ecco, è importante che siamo qui perché appunto oltre a partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino siamo in partenza per la Fiera Internazionale di Francoforte e poi saremo dal 4 al 9 dicembre a Più Libri, Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria italiana. È chiaro che la nostra finalità è quella di promuovere l'identità e la cultura veneta e quindi dobbiamo non dimenticarci di farlo anche a casa nostra. Il tema di questa edizione di Libri in Cantina è Rinascite. Che significato ha per questa vostra associazione questo tema? Beh, è un significato direi evocativo, nel senso che in circa 25 anni si è provato più volte a costituire questa nostra associazione, che potremmo anche dire è un'associazione sindacale, ma è anche un po' di più, insomma, ecco. Questa volta con quello che noi vogliamo fare, cioè l'autoformazione, l'internazionalizzazione anche attraverso un fondo specifico per le traduzioni dei nostri libri che quindi possano essere letti all'estero in diverse lingue e altri servizi che noi intendiamo dare ai nostri associati per farli crescere. Ecco, crediamo che questa volta qui sia la volta buona per essere rinati e non morire mai. Ce le auguriamo tutti perché appunto questo è un comparto veramente importante, veramente libero, veramente creativo e niente, la ringrazio di essere stato con noi e alla prossima diretta. Grazie.